Buonasera a tutti. Cominciamo il Consiglio con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Canta Elisa. Assente. Di Vece Daniela. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele, assente giustificata. Finotto Alberto Fabio, assente giustificato. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Boso Arianna. Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Sono presenti anche gli assessori esterni Antelmo Luca. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia. Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori i consiglieri Baso, il capogruppo Marchesano e il consigliere Guglielmini. Iniziamo col punto primo all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dal 31 al 39 del 31 luglio 2025, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini e che copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori e visto il parere di regolarità degli uffici preposti, si chiede di votare e di deliberare di approvare i verbali indicati. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione finalizzato al rilascio del permesso di costruire convenzionato in attuazione degli obblighi assunti dalla ditta Marina Palace Hotel Srl nell'ambito dell'accordo di pianificazione approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 86/2022 e individuazione alloggi riservati all'edilizia convenzionata. Relaziona il consigliere Tamassia. Prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Con delibera del Consiglio Comunale 86 del 29 dicembre 2022 è stato approvato l'accordo di pianificazione promosso dalla Marina Palace Hotel Srl relativa all'area Seta in Caorle, Viale Falconera. Con detta delibera di Consiglio Comunale è stata approvata la variante al piano di interventi numero 21, con cui è stata modificata la destinazione urbanistica dell'area da zona D5 per insediamenti alberghieri in area privata in zona residenziale B1. Con l'accordo di pianificazione si prevede la realizzazione di un complesso residenziale pari a 1784,73 m2, di cui a titolo di beneficio pubblico il 25% della possibilità edificatoria pari a 443,21 m2 è vincolato alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata da riservarsi alla residenza stabile. Dato atto che la Marina Palace ha sottoscritto l'atto unitario d'obbligo dell'accordo di pianificazione, che prevede l'impegno della ditta a sottoscrivere apposita convenzione atta a regolare la messa a disposizione della quota del 25% di superficie utile residenziale da destinare a residenza convenzionata e che con questa convenzione dovrà individuare gli alloggi riservati all'edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione del consuntivo del prezzo di vendita di ciascun alloggio, prevedere che qualora entro un anno dalla presentazione dell'assegnazione di agibilità il Comune non abbia ancora provveduto ad assegnare agli aventi titoli tutti gli alloggi convenzionati, quelli non ancora assegnati ritorneranno nella disponibilità del proprietario previa liberazione del vincolo costituito, ma in questo caso il proprietario dovrà versare la quota di beneficio pubblico detratta a tal fine in sede di accordo. In data 26 gennaio 2023 la società Marina Palace Srl ha presentato l'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio di 31 alloggi, riscontrato che in attuazione degli obblighi sottoscritti ha depositato lo schema di convenzione che disciplina gli alloggi della ditta del Comune in merito agli alloggi di edilizia convenzionata, dato atto che gli alloggi numero di 7 sono individuati e ben identificati nella tavola allegato A e sono costituiti. Qui vi annuncio c'è un piccolo errore di battitura perché parla di 423 ma è da leggersi 443 m2 come riportato precedentemente. Tra gli alloggi sono costituiti da un quadrilocale, 2 bilocali e 4 trilocali.
Preso atto delle modalità di calcolo del prezzo massimo di vendita, riferito ai metri quadri di superficie commerciale di ciascun alloggio convenzionato, calcolato in contraddittorio con l'ufficio urbanistica applicando quanto previsto dalla legge regionale 42 del 99, dal decreto ministeriale 801 del 77 e dal DPR 380 2001, è risultato pari ad euro 3.146,36 al metro commerciale, quadro commerciale, che in fase di consuntivo dei lavori su apposita relazione della direzione dei lavori tale prezzo potrà essere rivisto esclusivamente a ribasso, cioè quello è il prezzo massimo di vendita, in sede di contraddittorio di consuntivo il prezzo potrà solo che essere ribassato. Visto lo schema di convenzioni, si chiede di deliberare di approvare l'allegato schema di convenzione unitamente alla tavola A ad oggetto di individuazione alloggi a prezzo calmierato. Grazie. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, consigliere Baso. Anche noi voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 3. Approvazione convenzioni in applicazione dell'articolo 29 delle... cosa sono queste? Norme tecniche attuative del piano degli interventi, finalizzata al rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto Presidente della Repubblica numero 380-2001 per un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio polifunzionale all'interno del villaggio San Francesco. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie. La ditta Biasuzzi SRL, proprietaria della struttura ricettiva denominata Villaggio San Francesco, risulta anche titolare di un terreno sito in comune di Carlo, individuato catastralmente al foglio 38 mappare 76, in continuità con l'adiacente originario sedime del villaggio turistico San Francesco. Il piano degli interventi del comune di Caorle classifica detto terreno come aree attrezzate a parco gioco sport, la cui edificabilità è disciplinata dall'articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del piano degli interventi. Detta disposizione consente ai privati di realizzare e utilizzare le strutture ivi previste in convenzione con il Comune attraverso l'istituzione di un diritto di superficie verso il privato interessato a costruire sulle aree pubbliche, prevedendo in tal caso che la scadenza dei termini di convenzione l'area e le opere realizzate diventino di proprietà comunale. Nel caso di cui trattasi, l'area però risulta di proprietà privata e che nel rispetto di quanto però previsto dall'articolo 29, la ditta proprietaria può edificare quanto previsto da norme purché vi sia un atto convenzionale con il Comune di Caorle che regoli la gestione in virtù delle finalità previste dall'articolo 29 stesso, ovvero in grado di garantire e far permettere il pubblico interesse emergente dall'intervento, che è intenzione della proprietaria realizzare sull'area struttura polifunzionale con servizi accessori, da poter utilizzare direttamente per 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione di idoneo atto convenzionale che garantisca al Comune di Caorle di poterne usufruire direttamente o attraverso associazioni senza scopo di lucro. Tenuto conto che la ditta ha presentato il 4 luglio del 2024 l'istanza di permesso a costruire convenzionato e pertanto risulta propedeutico approvare l'allegato testo di convenzione per stabilire i rispettivi adempimenti e per rispettare ovviamente quanto previsto dal citato articolo 29, vista la bozza di convenzione predisposta dal fine dagli uffici comunali richiamata alla comunicazione di recitazione da parte della ditta Biasuzzi, richiamati per sommicati i contenuti della convenzione che si va a approvare, cioè la ditta si impegna a mettere a disposizione del Comune gratuitamente la struttura e i servizi per 7 giorni all'anno consecutivi o disgiunti con esclusione del periodo di alta stagione, che alla scadenza dei 30 anni l'area e le strutture realizzate su richiesta del Comune e previo pagamento di un indennizzo da determinarsi sul valore residuo dell'area e delle opere saranno trasferite in proprietà al Comune di Caorle. Tanto premesso, si chiede di deliberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato e di approvare la bozza di convenzione predisposta a tal fine dagli uffici. Grazie. Interventi, richieste di chiarimento sul punto? Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, consigliere Baso. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità.
Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 4 all'ordine del giorno. Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380-2001 in applicazione dell'articolo 11,2 della legge Regione Veneto numero 14 del 19 per l'intervento di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 6 della legge Regione Veneto numero 14/2019 di un edificio sito in via Veronese al numero 20. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie. La ditta Cato Servizi SRL ha presentato la domanda di permesso di costruire convenzionato in data 8 maggio 2025 per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale denominata Veneto 2050. Oggetto di intervento è l'immobile ubicato in Caorle in via Veronese numero 20. Verificato che l'incremento volumetrico derivante dall'applicazione della legge Veneto 2050 comporta un volume complessivo di progetto pari a 2.464,28 metri cubi, atteso che trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con volume superiore ai 2.000 metri cubi, l'intervento è subordinato al rilascio di permesso di costruire convenzionate ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380 del 2001, dato atto che è stato determinato il contributo straordinario secondo i parametri indicati nell'allegata della delibera di Consiglio 19/2023, ritenuto per le finalità in premessa indicate e ai sensi dell'articolo 11,2,5 della legge Veneto 2050 e dell'articolo 28 bis del DPR 380/2001 di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato al presente atto, richiamato l'elaborato di progetto, sicché di liberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire il convenzionato e di approvare per le finalità indicate ai sensi dell'articolo 11,2,5 della legge Veneto 2050 e dell'articolo 28 bis l'allegato schema di convenzione che disciplina l'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche proposte. Di fatto è un atto dovuto in quanto è un intervento che non comporta alcuna cessione da parte del Comune di cubatura, una cubatura che hanno diritto per legge secondo Veneto 2050, ma superando i 2.000 metri cubi è necessario il PDC convenzionato in passaggio in Consiglio Comunale. Grazie. Interventi, richieste di chiarimento sul punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, consigliere Baso. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 5. Cessione proprietà del mappale 535 del foglio 41 in comune di Caorle alla società Coralba SNC di Tamassia Paolo NC. Relazione l'assessore Munerotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Oggetto della delibera la cessione di proprietà del mappale 535 del foglio 41 in comune di Caorle alla società Coralba SNC di Tamassia Paolo EC. Sostanzialmente l'oggetto della delibera assolve una funzione di accertamento dei confini di rispettive proprietà. Come ho già avuto modo di relazionare in Commissione, a seguito di un errore di frazionamento dell'area, e parliamo dell'area che va dall'Hotel Marisa, per intendersi, all'Hotel Coralba, a seguito di questo errore di frazionamento anche la realtà catastale è diversa rispetto alla reale configurazione delle proprietà esistenti nel sedime. Quindi significa che tutti gli immobili sono traslati verso est rispetto all'aspetto, il rilievo catastale. Questo significa che ogni proprietà va sostanzialmente a sovrapporsi alle proprietà degli altri. Con questo atto andiamo a sanare questa situazione e andiamo a cedere senza nessuna controprestazione un foglio mappale che risulta di proprietà del Comune, ma che di fatto non è, perché a seguito di questo slittamento. Un'ultima cosa da sottolineare è che non c'è nessun onere a carico del Comune, in quanto sarà tutto a carico delle proprietà che a seguito del rilievo del geometra Walter Calcinotto si andrà a sistemare la situazione catastale. Se c'è qualche domanda sono a disposizione. Se non ci sono richieste di chiarimento passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia.
Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto votiamo favorevolmente. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, consigliere Baso. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità, approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Punto 6. Variazione al documento unico di programmazione 2025-2027, sezione piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, relazione all'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Con la delibera di oggi andiamo ad apportare modifiche al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e al DUP, a seguito delle richieste di variazione dei settori dell'ente. Richieste che nascono dall'esame dei fabbisogni in relazione all'andamento della gestione, all'attuazione degli obiettivi e alle priorità indicate dall'amministrazione. La variazione di oggi prevede l'applicazione di avanzo disponibile per spese in conto capitale per euro 66.300 e di avanzo vincolato, sempre per investimenti, per euro 2.456,27. L'aggiornamento di entrate in base all'andamento della gestione della spesa ed il recepimento di contributi e finanziamenti, oltre che allo spostamento di somme tra capitoli di spesa. Proseguendo l'analisi della variazione per settori, partiamo dal settore finanze, le cui richieste per le spese in conto capitale riguardano l'incremento di euro 10.000 delle somme per l'acquisto di hardware per gli uffici, mentre per le spese correnti si procede a destinare euro 30.000 per i servizi legali, euro 26.000 per l'adeguamento dei servizi informatici, euro 15.000 per l'IVA a debito relativa alle operazioni commerciali dell'ente ed euro 9.000 per i servizi di supporto all'ufficio personale. Inoltre si adeguano le entrate in base all'andamento di gestione dell'imposta di soggiorno ed accertamenti IMU, rispettivamente di euro 100.000 ed euro 70.000. Passando al settore servizi alla persona, si destinano per le spese in conto capitale euro 5.200 per l'acquisto di attrezzatura sportiva, mentre per le spese correnti si stanziano euro 60.000 per la promozione turistica, euro 30.000 per la realizzazione del progetto educativo territoriale, euro 20.000 per il master plan litoranea veneta, euro 10.000 per le iniziative varie per la promozione delle pari opportunità, euro 6.000 per le attività spazi aperti di Caorle e San Giorgio ed euro 3.900 quale contributo per l'abbattimento del costo dei pasti per gli alunni residenti in Brussa. Tra le entrate si registra il recepimento del finanziamento legato alla legge regionale 16 del 1993 relativo alla realizzazione del master plan litoranea veneta per euro 20.000, di cui il Comune di Caorle è capofila. In merito al settore tecnico si stanziano euro 250.000 per la sistemazione del Parco del Pescatore, euro 15.000 per la realizzazione di un'insegna per Porto Santa Margherita, euro 150.000 per lavori di consolidamento dell'argine di via Isarco, euro 145.000 per il miglioramento delle infrastrutture lungo il porto Peschereccio e il punto di sbarco del Rio, euro 130.000 per l'arredo urbano, euro 120.000 per i nuovi spogliatoi dello stadio Chigiato, euro 6.100 per lavori di manutenzione straordinaria alla Caorlina. Tra le entrate si registrano euro 20.000 per l'adeguamento, in base all'andamento della gestione, dei proventi derivanti dalle concessioni demaniali ed euro 100.000 del contributo FEAMPA per il miglioramento delle infrastrutture lungo il porto Peschereccio. I restanti 45.000 euro necessari per la realizzazione dei lavori sono finanziati con avanzo disponibile destinato agli investimenti. Con la presente delibera, inoltre, si rende necessario apportare modifiche al programma triennale delle opere pubbliche. Nello specifico si inseriscono nell'anno 2025 euro 250.000 relativi alla manutenzione del Parco del Pescatore e si aggiornano da euro 300.000 ad euro 420.000 i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi dello Stadio Comunale Chigiato. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Astensione.
Prego, consigliere Baso. Voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Ok, approvata. Passiamo alla votazione sulla immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Tutti favorevoli da questo lato? Oh, perché non ho visto mani. E da questo lato ci astenuti. Perfetto, grazie, approvata. Passiamo al punto 7. Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Su questo punto prima espongo la delibera e poi anche procederò a esporre un emendamento per una modifica per un errore di digitazione. Quindi partiamo dal bilancio consolidato. Al comma 8 dell'articolo 151 del decreto legislativo numero 267 del 2000 stabilisce che entro il 30 settembre l'ente locale deve approvare il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, enti strumentali e società controllate e collegate. Il bilancio consolidato predisposto dall'ente capogruppo è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica. A tale risultato si arriva dopo aver opportunamente eliminato i rapporti che hanno prodotto effetti solo all'interno del gruppo, in modo tale che rimangano rappresentati solo i costi, i ricavi, i crediti e i debiti scaturiti dai rapporti con soggetti terzi. È composto da conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del revisore. L'obiettivo di questo adempimento è fornire informazioni sulle scelte di indirizzo, pianificazione e controllo del proprio gruppo. Inoltre è uno strumento che fornisce una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie e di risultato economico degli enti e delle società che lo compongono. Con la delibera giuntale numero 101 del 17 aprile 2025 sono stati individuati gli enti, gli organismi e le società che rientrano nel gruppo amministrazione pubblica e contemporaneamente è stato definito il perimetro di consolidamento. Secondo quanto previsto dalla normativa, rientrano nel perimetro di consolidamento Veritas SPA, Livenza Tagliamento Acqua SPA, Azienda Speciale Domoschetta, Fondazione Carlo Città dello Sport e Consiglio di Bacino Venezia. Il risultato economico del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024 ammonta ad euro 539.797,72, mentre il patrimonio netto ammonta ad euro 75.112.019,04. Scusi Presidente, espongo direttamente l'emendamento. Adesso parliamo di questo emendamento relativo a questa proposta di delibera, in quanto ai sensi dell'articolo 15,3,4 del regolamento del Consiglio Comunale proponiamo una modifica consistente nella sostituzione dell'allegato stato patrimoniale consolidato attivo e passivo per recepire la seguente modifica nella rappresentazione del dettaglio del patrimonio netto. Alla voce fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi, l'importo indicato nella delibera è 636.823,49, mentre l'importo emendato, perché quello corretto, è 636.823,45. Per il risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi, l'importo attuale è meno 48.230,86 e l'importo emendato è meno 48.230,82. Il totale patrimonio netto di pertinenza di terzi, importo attuale 588.592,63, importo emendato 588.592,63. Grazie. Se ci sono richieste di chiarimento sia sulla proposta di delibera che su quella di emendamento, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di... Votiamo prima l'emendamento, ok? Quindi voti favorevoli per l'emendamento? No, non ho capito. Puoi ripetere la votazione? Non ho capito. Sì. Stiamo votando l'emendamento che è appena stato proposto, che è una questione meramente contabile. Pareri favorevoli su questo? Sì, è un fatto contabile.
Sì, il conto alla fine, se non erro, torna praticamente identico. Solo... Delle cifre dei centesimi errati. Sì. 8 centesimi di differenza. Sì. Non è nella sostanza della No. Solamente che l'allegato non ha l'indicazione corretta, mentre nella relazione è corretto, quindi andiamo solo a modificare l'allegato. Ecco. Voti favorevoli quindi sull'emendamento? Unanimità. Per quel che riguarda invece la delibera come emendata, se ci sono richieste di chiarimento, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi voto contrario. Prego, consigliere Baso. Noi astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? È stato approvato anche questo punto, che era l'ultimo all'ordine del giorno, per cui dichiaro chiuso il Consiglio e auguro a tutti una buona serata. Grazie mille.